Qua presenti, buongiorno a voi che ci state seguendo da casa, che ci state seguendo in differita. È sempre un piacere poter essere qua nella presenza della comunità di Cristo, è sempre un piacere poter parlare con i fratelli, poterli rivedere dopo una lunga settimana di lavoro, di studi, di qualsiasi cosa. E molto interessante perché oggi parleremo di scontri, di contrasti, di litigi. Immagino che qua, quanti hanno avuto uno scontro, un litigio? Tutti, giusto? Siamo tutti esperti qua di come affrontare gli scontri, di come discutere, magari con i nostri fratelli, con le nostre sorelle, con i genitori, con i figli. Sinceramente siamo esperti nel discutere. Ed è interessante perché se andiamo a scavare nella storia umana, il primo scontro che c'è stato, il primo litigio, tra molte virgolette, che c'è stato, si può, opinabile questa cosa, collegare a Caino e Abele. Ed è molto interessante perché io dico litigio tra molte virgolette perché nella Bibbia non c'è effettivamente scritto che i due hanno discusso, che c'è stato un qualche scontro. C'è stato un momento in cui Caino era abbattuto, era molto arrabbiato con Dio perché non aveva visto di buon occhio la sua offerta. E qualche versetto dopo sta scritto che Caino era nei campi, stava parlando con Abele, si è guardato intorno, ha visto che non c'è nessuno, gli è saltato addosso e lo ha ucciso. Ed è interessante perché questo è un chiaro esempio di cosa succede quando non riusciamo a risolvere i nostri sentimenti. Perché Caino aveva la possibilità, Dio gli ha chiesto perché sei abbattuto, Caino aveva la possibilità di poter dire: guarda, Dio, a me non piace come mi stai trattando, io non ho capito cosa stai effettivamente facendo. Ma Caino non l'ha fatto, Caino è stato in silenzio, Caino ha deciso di prendere la sua rabbia e di buttarla in fondo al cuore. Questo poi si è risolto nel peggior modo possibile con l'omicidio di suo fratello, un fraticidio. E quante volte nella nostra vita noi prendiamo scontri, non dico qualcosa di grande, ma anche quelle cose piccole, e diciamo no, non ne vale la pena, dai, buttiamolo da parte, lo buttiamo in fondo al cuore pensando è qualcosa di piccolo, non importa, però quella cosa rimane e diventa una radice di amarezza che va a inquinare i nostri rapporti con i fratelli. Oggi sei qua e hai dentro di te questa rabbia, magari sorda, magari dimenticata, ma è comunque quella radice di rabbia. Spero che oggi sia il giorno in cui tu possa effettivamente risolverla, perdonare dove c'è bisogno di perdonare, parlare dove c'è bisogno di parlare, chiarire magari qualche misfatto o anche chiedere scusa in alcuni contesti. E in questo momento di lode, iniziando così il nostro culto, io ti chiedo se riconosci questa rabbia dentro di te, di effettivamente poterla portare davanti al Signore, non dimenticarla, non lasciare fuori dalla porta come se fosse il cappotto, così dopo il culto vai là, la riprendi. No, portala davanti al Signore, arriva davanti al Signore e dire: Signore, questa è la mia rabbia che sto provando verso questo fratello. È giusta? È sbagliata? È frutto di un qualche malinteso? È frutto di un'offesa che ho ricevuto? Non importa, Signore, questa è la rabbia che io sto provando e la voglio portare ai tuoi piedi. Perciò se ti capita di magari cantare con un po' più di intensità, fallo pure. La lode è un momento in cui noi arriviamo davanti al Signore e gli diciamo: guarda, questo è quello che sono, questo è quello che ho. E per iniziare io adesso vorrei iniziare con una preghiera. Perciò vi invito ad alzarvi in piedi per prepararci in questo momento di lode ed adorazione al nostro Signore. Ti ringraziamo, Padre, per questa giornata. Ti ringraziamo per quello che tu ci dai, ti ringraziamo per tutte le risposte alle preghiere che facciamo a te. Padre, in questo momento noi vogliamo prostrarci davanti a te, vogliamo portare ai tuoi piedi tutto quello che siamo, tutto quello che facciamo per intero. Padre, ti prego di accettare questa nostra umile lode, questa nostra umile presenza, perché noi vogliamo dipendere da te. Noi riconosciamo che tu sei grande, che tu sei potente, noi vogliamo lodarti, ti vogliamo glorificare. Perciò ti prego, Padre, purificaci, prendi quello che non ti piace di noi, fai in modo di toglierlo, rimuoverlo, dacci la tua pace. La tua pace che supera ogni intelligenza, in modo che in questo momento noi possiamo concentrarci
su di te. Permettici, Padre, di poter vivere in comunione con te, con il tuo Spirito, con i nostri fratelli, con la tua Santa Chiesa. Tutto questo noi ti chiediamo, Padre, in nome di Gesù. Amen. Cantiamo insieme al nostro Signore. Sulle nuvole verrai, i re si inchineranno a te. Ci libererai quando noi ti loderemo, ti fermerà l'Onnipotente. Tu sei il leone, leone di Giuda, ruggisci in potenza, combatti per noi, tutti si inginocchieranno. Oh, tu sei l'agnello, l'agnello immolato, hai vinto e spezzato le catene del peccato, tutti si inginocchieranno qui davanti a Lui, tutti si inginocchieranno. O porte apritevi, i re di gloria fate salvezza porterà, a noi darà la libertà, ti fermerà l'Onnipotente. Tu sei il leone, leone di Giuda, ruggisci in potenza, combatti per noi, tutti si inginocchieranno. Oh, tu sei l'agnello, l'agnello immolato, hai vinto e spezzato le catene del peccato, tutti si inginocchieranno qui davanti a Lui, tutti si inginocchieranno. Cantiamo, chi fermerà l'Onnipotente? 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 Chi fermerà? Tu sei il leone, leone di Giuda, ruggisci in potenza, combatti per noi, tutti si inginocchieranno. Oh, tu sei l'agnello, l'agnello immolato, hai vinto e spezzato le catene del peccato, tutti si inginocchieranno qui davanti a Lui, tutti si inginocchieranno. Oh, 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 oh. Amen. Applaudiamo al nostro Signore. Amen. Dimoriamo in Lui, dimoriamo nella Sua presenza. Cantiamo.
Padre, noi questa mattina vogliamo credere in Te, vogliamo portare questo peso ai Tuoi piedi. Tutto questo che noi sentiamo, Padre, tutto questo di negativo noi lo portiamo a Te, Padre. Ti prego di curare i nostri cuori, ti prego di farci capire la Tua volontà, farci capire che cosa Tu vuoi per noi questa mattina. Non temerò, io credo in Te, dubbi non ho, ho visto che in Te io ho la forza per tutti i miei giorni. Ho posto la sono più forte se sei con me, in te io ho la forza per tutti i miei giorni, Signore. Passeremo il mare, proteggi dal fuoco e dimostra il tuo potere, dimostra il tuo poter, vittoria sui leoni, rinnova la vita e dimostra il tuo poter, dimostra il tuo poter. Credo in Te, Gesù, io credo in Te, Gesù, con il tuo amore riempici, dimostra il tuo potere qui. Spirito, vieni su di noi per tutti i miei giorni, Signore. Passeremo il mare, proteggi dal fuoco e dimostra il tuo potere, dimostra il tuo potere, vittoria sui leoni, rinnova la vita e dimostra il tuo potere, dimostra il tuo potere. Credo in Te, Gesù, io credo in Te, Gesù. Dio di promesse sei, Dio di abbondanza sei, tutti sorprendi tu, con il tuo poter forte tu sei, Gesù, non sbaglierai mai tu, tutto è possibile in te. Dio di promesse sei, Dio di abbondanza sei, tutti sorprendi tu, con il tuo poter forte tu sei, Gesù, non sbaglierai mai tu, tutto è possibile
di oggi, come ha detto Samuel, sono gli scontri, ma il Signore spesso, cioè nella Bibbia, soprattutto nel Sermone del Monte, Gesù ci insegna che dobbiamo amare sempre il prossimo, ma sottolinea che più che il prossimo dobbiamo amare i nostri nemici. E è un insegnamento che cerco di applicare nella mia vita, perché a volte me la prendo magari se sono bloccata nel traffico con la corriera o se una persona mi risponde male, però dobbiamo sempre ricordarci che noi non sappiamo cosa le persone stanno passando. Magari sono bloccata nel traffico perché una persona ha fatto un incidente e magari ha perso la vita e io mi sono arrabbiata per questo, o una persona mi sta rispondendo male perché sta affrontando una situazione difficile. Quindi è importante ricordarsi sempre che noi vogliamo sempre essere trattati bene, però dobbiamo sempre trattare bene anche gli altri, avere pazienza, perché raccogliamo quello che piantiamo. Quindi è importante ricordarsi che l'amore è la cosa più importante, è una cosa che Dio ci ricorda spesso. Dio stesso è amore e se noi siamo dei veri figli di Dio dobbiamo applicare la sua parola nella nostra vita tutti i giorni. E quindi, come cerco di ricordarmi io, vi invito anche voi a cercare di applicare ogni giorno nella vostra vita l'amore, perché è meglio l'amore che l'amarezza, perché l'amarezza non fa che male. Quindi vi invito a perdonare i vostri nemici, chi vi ha fatto un torto. Io stessa devo perdonare molte persone nella mia vita e in questo momento lo sto dicendo di perdonare, ma non sono perfetta neanche io. Quindi è questo, vi invito ad amare gli altri sempre. Mio Gesù, Signore, nessuno è come te. Per sempre io ti loderò. Cantiamo perché? Perché solo tu degno sei rifugio. Rifugio sicuro, sempre in te troverò l'anima mia, ciò che è in me, io l'ho dedicato a te. Gridiam di gioia, Signor nostro Dio, tutta la terra gioisca con noi, ed il creato prostrandosi a Lui, grida santo è tuo nome. Canto con gioia sapendo che in te ho grandi promesse, tuo amore per me. Non basta l'eternità per amare te. Mio Gesù, Signore, mio Gesù, Signore, nessuno è come te. Per sempre io ti loderò. Perché? Perché solo tu degno sei rifugio sicuro, sempre in te troverò
ma hai tutto il tempo del mondo. Non basta l'eternità per amare. Non basta l'eternità per amare te. Amen, Padre, ti ringraziamo perché non basterà mai tutta l'eternità, tutto un giorno, 24, 48, Padre, non basterà mai. Non ci basterà mai tutto questo, Padre. Ci sarà sempre qualcosa da migliorare in noi, Padre. Ci sarà sempre un modo per avanzare sempre di più a te, Padre. Non siamo mai arrivati, ma percorriamo sempre la meta, Padre, per la celeste vocazione. Padre, noi ti ringraziamo perché noi sappiamo che non ti conosceremo mai 100%, Padre, ma soltanto quando noi saremo lì con te, Padre. Noi ti ringraziamo perché leggendo la Bibbia, parlando con te, parlando con i nostri fratelli, avendo più amore con i nostri fratelli, per i nostri fratelli, noi possiamo vivere in piccola parte quello che sarà lì, Padre, nel cielo. Ti ringraziamo, Padre. Santo, santo.
Padre, alleluia, alleluia al tuo nome, Signore. Noi ti ringraziamo, Padre, perché c'è qualcuno che cerca più in profondità il nostro cuore, Padre. Ti ringraziamo perché ci sei tu, quella persona sei tu, Padre. Ti ringraziamo perché tu non cerchi apparenze, tu non cerchi perfezione, Padre. Tu cerchi veri cuori disposti, disponibili, Padre, a essere sacrificati. Tu cerchi cuori disponibili ad essere guariti. Tu cerchi cuori disponibili ad arrendersi a te, Padre. Noi ti ringraziamo, Padre, questa mattina. Ti prego di preparare i nostri cuori perché la tua parola possa entrare all'interno del nostro cuore, Padre. Che questa parola possa cambiare, che questa parola possa non passare inosservata, ma possa essere messa in pratica, Padre. Che questa parola possa cambiare il nostro essere, cambiare i nostri cuori, il nostro modo di pensare. Noi ti ringraziamo per tutto quello che tu ci dai, Padre, per tutte le benedizioni. Nel nome santo di Gesù, amen. Potete sedervi. Amen. Ringraziamo il gruppo di Lode che come sempre ha fatto un ottimo lavoro. Nel caso ti fossi collegato adesso o fossi arrivato dopo, buongiorno, buona domenica, è sempre un piacere poter essere qua in compagnia dei fratelli. E come anticipato oggi vi voglio portare un testo alquanto famoso. Lo possiamo trovare in Matteo, Vangelo di Matteo, primo libro del Nuovo Testamento. Ti invito a trovarlo nella tua Bibbia perché faremo molto avanti e indietro con i versetti, quindi è sempre bello avere il testo sotto mano. Perciò se aprite le vostre Bibbie in Matteo capitolo 5, i versetti dal 38 al 48. Leggeremo prima la prima metà, poi la seconda metà la lasceremo per dopo. Ma il testo nel completo è Matteo, capitolo 5, versetto da 38 a 48, facendo una breve pausa intorno al versetto 42. E sta scritto: voi avete udito che fu detto, occhio per occhio e dente per dente. Ma io vi dico, non contrastate il malvagio, anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, porgili anche l'altra. E a chi vuol litigare con te e prenderti la tunica, lasciali anche il mantello. Se uno ti costringe a fare un miglio, fanne con lui 2. Da a chi ti chiede e chi desidera un prestito da te, non voltar le spalle. Fin qua parola di Dio, preghiamo affinché il Signore ci possa illuminare questa mattina. Padre, noi ti invochiamo affinché tu possa scendere qui oggi nella nostra presenza, che tu possa poter trasmettere la tua parola. Ti preghiamo, Padre, di benedire questo momento affinché tutto quello che venga detto possa essere conforme a quello che è la tua volontà. Ti chiediamo, Padre, che tu possa aprire i nostri cuori per ascoltare la tua parola e che tu possa benedire le nostre vite in questo modo. Tutto questo ti chiediamo in nome di Gesù. Amen. Questa è quella che comunemente viene chiamata la legge del taglione, occhio per occhio e dente per dente. È una legge molto antica, molto istintiva, se così possiamo dire, e in particolare al popolo degli ebrei era stata data molti anni prima. Prima che venisse la legge del taglione, a qualsiasi torto si rispondeva con la vendetta personale. Ed è un qualcosa che di nuovo molto umano, molto istintivo. Se tu mi fai del male, io ti farò del male. Se in qualche modo tu mi hai arrecato un danno, facciamo finta, se tu hai causato la morte di una mia pecora, io andrò da te e ucciderò 2 pecore. Una per ripagarmi effettivamente il torto e l'altra per insegnarti una lezione. Questo ovviamente non è un buon concetto di giustizia, perché cominciando così vendetta, come diceva, non mi ricordo se era Gandhi, occhio per occhio, dente per dente, ci ritroveremo in un mondo di ciechi e sdentati. Però questa legge era stata data per porre un limite a queste vendette, perché così c'era un po' di equilibrio. Il danno che tu arrecavi alla persona che te l'aveva fatto
poteva essere solamente fino a dove quella persona te l'aveva effettivamente arrecato. E come scegliere qual era il danno effettivo che avevi ricevuto? Avevi bisogno di affidarti agli anziani del villaggio, agli anziani della tua famiglia, dovevi rivolgerti ai tuoi fratelli, alle persone della tua tribù, in modo che ci fosse un processo, in modo tale che ci potesse essere effettivamente questa giustizia. Questa era più o meno la logica dietro la legge del taglione. Però ai tempi di Gesù le persone avevano preso questa legge e l'avevano stravolta, perché dal momento che la legge era scritta nella parola, allora significava che io la potevo interpretare come volevo e io la potevo svolgere come volevo. Perciò non serviva per me passare attraverso un processo, attraverso un collegio di anziani, attraverso un giudice, no, io prendevo e facevo, perché tanto nella Bibbia stava scritto, no, occhio per occhio, molto semplice, perciò quella persona mi ha fatto un danno e io glielo rifaccio. Questo assolutamente non è in linea con quello che ci insegna il nostro Signore, con quello che il Signore ci insegnava all'epoca delle leggi mosaiche, quando effettivamente è stata data questa legge. Perciò Gesù, il Maestro, con la giusta interpretazione, e questa è una parola chiave, mette in chiaro qual è la vera volontà divina. Rinuncia alle contese e alle liti, anche a scapito dei tuoi diritti. È un messaggio forte, è un messaggio pesante, è un messaggio che a volte sembra anche addirittura ingiusto. E Gesù, per rendere più chiaro questa spiegazione, utilizza questi esempi molto molto famosi che troviamo in questo testo, che però vanno interpretati secondo il contesto giusto. Questi purtroppo sono versetti che sono stati utilizzati lungo la storia del cristianesimo in tutti i modi. Sono stati utilizzati per giustificare le cose peggiori, sono stati utilizzati per giustificare i peggiori crimini contro l'umanità. Perciò, di nuovo, analizziamo il contesto. Quello è sempre il primo punto di partenza. Siamo nel Vangelo di Matteo. Matteo scriveva agli ebrei. Matteo è pieno di riferimenti all'Antico Testamento. In Matteo il tema ricorrente è che Gesù è il Re, Gesù è il Messia, Gesù è quella persona che ci è stata promessa migliaia di anni fa. E dentro a Matteo 5, l'inizio del Sermone del Monte, Gesù commenta le leggi mosaiche. Perché Gesù, essendo il Re, Gesù ha l'autorità di interpretare, di commentare, di spiegare quali effettivamente fossero le vere volontà del Padre dietro le leggi mosaiche. E in questo spezzone di Matteo 5 Gesù commenta su 6 leggi molto molto famose che abbiamo già sentito, alcune magari un po' più oscure, ma che all'epoca erano molto d'attualità, era un tema ricorrente di discussione. Troviamo che Gesù commenta sul non uccidere, sul non commettere adulterio, sul chiunque ripudia sua moglie le dia l'atto di ripudio, non giurare il falso, occhio per occhio, dente per dente, e infine ama il tuo prossimo. Prima di iniziare però con questa parte del Sermone sul Monte, ci sono 2 versetti che chiariscono efficacemente qual era il vero scopo di Gesù. Lo possiamo trovare nei versetti 17 e 18, sempre dello stesso capitolo, in cui sta scritto: non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Io sono venuto non per abolire, ma per portare a compimento. Poiché in verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, neppure un'iota o un apice della legge passerà senza che tutto sia adempiuto. Perciò Gesù, in questi versetti, intende restringere la legge del taglione. Una lettura più superficiale sembra che Dio si voglia correggere, voglia dire sì, lo so che vi ho detto questo, però scartatelo, invece fate questa. No, è portare a compimento quella che era la legge che il popolo già aveva. E osservando questo iniziamo ad analizzare versetto per versetto, ok? Nel versetto 39, quello in cui c'è scritto non contrastare il malvagio, anzi se uno ti percuote la guancia, eccetera, eccetera, Gesù, abbiamo detto, dà questo comando non in opposizione alla legge del taglione, ma in opposizione all'abuso che se ne faceva nelle vendette personali. E qui sorge una domanda che è chiave nell'interpretazione di questo versetto e per capire effettivamente che cosa Gesù ci voleva dire. Ci viene forse chiesto di
annullarci completamente, di non fermare il male. Ci viene chiesto di subire con qualche strano, come dire, desiderio masochistico, qualche strana interpretazione. In qualsiasi caso noi dobbiamo solo subire, subire, subire? Sono domande importanti, perché in base alla risposta che noi diamo a queste domande ne deriva l'interpretazione di tutto il testo nel suo complesso. E questo brano va interpretato così come interpretiamo i versetti 29 e 30 dello stesso capitolo, un pochino più indietro. Versetti che sono sicuro che avete già sentito, quelli in cui c'è scritto: se il tuo occhio destro ti fa cadere nel peccato, cavalo e gettalo via; se la tua mano ti fa cadere nel peccato, tagliala e gettala via, perché è meglio che la tua mano perisca rispetto che tutto il corpo nel fuoco della genna. Ora, io credo che siamo tutti d'accordo qui nel dire che siamo, naturalmente anch'io sono dentro, tutti peccatori. Eppure qua non vedo tante persone mancanti di un occhio, mancanti di una mano. Tutti noi abbiamo letto questi versetti. Eppure non ci siamo cavati né occhio né mano. Perché? Perché l'interpretazione che noi diamo, l'interpretazione giusta, nessuno si sognerebbe di prendere quei versetti alla lettera, fisicamente cominciare a tagliarsi, ad amputarsi per vivere quel versetto. E l'idea dell'interpretazione di questi due versetti continua, perché è lo stesso discorso che Gesù ci fa. Non va preso alla lettera, ma va preso il significato. Perciò, quando noi leggiamo porgi l'altra guancia, non contrastare l'uomo malvagio, la malvagità, dipende dalla vostra traduzione, l'idea non è che davanti all'offesa noi dobbiamo chiedere un'altra, ma nel caso in cui riceviamo un'offesa, noi dobbiamo essere preparati a sopportarla pazientemente e soprattutto senza vendicarci. Per chiunque fosse messo un po' in dubbio dalle mie parole e non fosse molto d'accordo, vorrei ricordare che Gesù gli è successo che gli hanno percosso la guancia. Quando è stato arrestato, un servo del sommo sacerdote gli ha percosso una guancia, eppure la Bibbia non ci dice che Gesù ne ha porso un'altra. Perciò qua il concetto è: sopporta pazientemente e soprattutto non vendicarti. Continuando nel versetto 40, Gesù batte sempre nello stesso punto: piuttosto che cedere in uno spirito di vendetta, sii pronto a sopportare non solo agli scapiti personali, ma anche a quelli legali. Il versetto in cui sta scritto della tunica e del mantello. C'era una legge mosaica che impediva a un creditore da prendere da parte di un debitore il mantello, perché c'era un'usanza. C'è una lunga storia dietro, ma il concetto è che Gesù insegnava che sebbene la legge mosaica proibisse al creditore di prendere tutto da parte del debitore, il debitore, piuttosto che litigare, si lasciasse prendere anche il mantello, pur di non favorire l'odio nel cuore del suo avversario. Così il Signore condanna quei litigi che a prima vista ci sembrano giusti, ci sembrano sensati, ci sembrano dei litigi difensivi, ma che nonostante sembrino scaturire da un senso di giustizia, provengono in verità da un senso di vendetta. Per calcare ancora di più questo punto, se andate poi a leggere a casa nelle vostre Bibbie, in Luca 6, versetto 29, l'ordine è addirittura invertito. Non c'è tanto la questione del mantello e della tunica, ma il significato sotto: piuttosto che litigare, tu lascia, tu perdi. Versetto 41 continua parlando di libertà personale, offre un punto molto importante: piuttosto che separarsi con uno spirito irato, tu fai il doppio della fatica, 1 miglio, 2 miglia, quello che serve. Piuttosto che litigare, piuttosto che ci sia qualcosa fra te e un fratello, tu perdi, tu cedi, tu apri la mano, tu fatica. Il versetto 42 chiude questa sezione parlando di diritti alla proprietà, indicando ai cristiani una via da seguire che purtroppo ogni tanto ci possiamo anche dimenticare: bontà e generosità. E qui mi sento di sottolineare un attimino, perché ok, è un punto fondamentale del cristianesimo, ma il battesimo ha una storia molto interessante, anche un pochino complicata, perché l'anabattismo, il battesimo, dipende a chi lo chiedete, è nato nelle case.
è nato in piccoli gruppi di studio che si incontravano, prendevano la Bibbia, che fino a quell'epoca era qualcosa riservato esclusivamente all'ambiente ecclesiastico, e dicevano: questa è la parola di Dio, noi la possiamo leggere, noi possiamo dialogare con il Signore. E uno dei principi alla base dell'anabattismo, un principio per il quale la gente moriva martire, perché c'erano i cattolici a cui non piacevano i battisti, c'erano i protestanti a cui non piacevano i battisti, c'erano gli atei a cui non piacevano i battisti, i musulmani a cui non piacevano i battisti. I battisti sono morti davvero in tantissimo, è una storia davvero scritta con il sangue di persone che sono morte pur di proclamare la verità. E uno dei principi base è il senso di comunità, è questa enfasi sul fatto che noi siamo chiesa, noi siamo famiglia. E chi di noi, quando vediamo un fratello in una difficoltà, sappiamo che un fratello manca del cibo, possiamo stare a casa e mangiare tranquillamente. E qui Gesù richiama per l'appunto questo concetto. Il cuore deve essere pronto a dare. Quando il bisogno si mostra in faccia, sotto forma di un fratello nella difficoltà, un fratello che chiede, noi dobbiamo aiutarlo come possiamo. E qui non è mio scopo dipingere la realtà come questa cosa tutta bella, fiorellini, rosa, gli unicorni, perché ammettiamolo, ci sono persone che se ne approfittano, c'è poco da fare. Quando c'è qualcuno disposto a dare, c'è qualcun altro disposto a prendere anche oltre la misura di quello che è giusto. Però davanti a questi impostori e a persone di cui non fidarsi, io vi dico, sarà sempre meglio sbagliare dando a questi impostori rispetto che rigettare l'uomo degno di aiuto. Questa è la legge che Gesù, che già Dio nel Vecchio Testamento ci aveva dato, e Gesù compie, porta alla perfezione completa. Gesù ci ordina di non cedere alla vendetta e all'ira, di fare il possibile per poter scappare da questa tentazione, fare il possibile per anche aiutare il fratello che abbiamo davanti a non cadere in questa tentazione. Questi versetti parlano di vendetta personale, parlano di affronto, e Cristo usa questi esempi di affronto alla nostra dignità personale, di cause che riguardano anche aspetti legali, anche aspetti economici, violazioni di libertà personali, violazioni di libertà sotto forma di diritto alla proprietà, per dirci, piuttosto che litigare, piuttosto che cedere, piuttosto che scontrarsi e avere questa rabbia contro un fratello, tu lascia stare, soffri se necessario, cammina se necessario, ma fai qualsiasi cosa affinché questo non sia fra te e il fratello. Continuando con Matteo, capitolo 5, arriva l'ultima legge che Gesù commenta, forse anche la più famosa: ama il tuo prossimo, come è già stato riportato questa mattina. E dal versetto 43 vi voglio leggere questa seconda parte, fino al versetto 48, in cui sta scritto: voi avete udito che fu detto, ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché Egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno lo stesso anche i pubblicani? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno anche i pagani altrettanto? Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Gesù in questo ultimo esempio tratto dalla legge mosaica, ama il tuo prossimo, che è forse l'insegnamento più forte che possiamo trovare fra le leggi del Pentateuco, prende la normale interpretazione che gli ebrei davano, quel e odia il tuo nemico, perché ricordiamoci, nelle vostre Bibbie lo trovate probabilmente in corsivo o tra parentesi, quella è un'aggiunta che gli ebrei dell'epoca hanno applicato. Il vero comandamento si ferma, ama il tuo prossimo, punto. Gesù condanna questa cosa, perché ovviamente non era nello spirito di quello che Dio aveva loro ordinato. Gli ebrei avevano interpretato prossimo
con la definizione da dizionario di prossimo. È il mio vicino, è la mia famiglia, è il mio popolo. Di conseguenza, se io devo amare questi, l'ospite del mio paese, lo straniero, il romano, il gentile, lo odio. Ma il Signore mi ha detto, io sto odiando quelli che il Signore odia. È un versetto di Salmi che gli ebrei utilizzavano molto spesso, trasformando così quello che il Signore davvero voleva dire. E qui Gesù, quando parla di nemici, lo utilizza nel modo più ampio possibile. Nemici personali, nemici del popolo, nemici della religione, nemici economici, qualsiasi tipo di nemici. Gesù dichiara che noi dobbiamo amare tutti, indiscriminatamente. Ne abbiamo diversi esempi nella parola di Dio. Il primo che mi viene in mente è Davide. Sono sicuro che qualche adolescente, qualche giovane se lo ricorderà perché abbiamo passato tanto tempo sulla vita di Davide. Quando Davide si è ritrovato davanti il re Saul, che lo voleva uccidere, di spalle, indifeso, lui ha scelto di non ucciderlo. In quel momento Saul era un suo nemico, un nemico mortale. Saul, se ne avesse avuto la possibilità, l'avrebbe ucciso. Saul lo stava cercando in mezzo al deserto. Davide, dietro a Saul, decide di non ucciderlo. Ci dà questo esempio che noi possiamo seguire ogni giorno di risparmiare, di dare grazia ai nostri nemici, sia nel giusto sia nel torto. Continuando il versetto ci dà un'indicazione ancora più profonda: pregare, la preghiera verso chi ci fa più male. Ora non so quale sia il vostro rapporto con la preghiera, ma di solito nella preghiera noi dimostriamo chi davvero siamo. Nella preghiera noi apriamo questa finestra fra Dio e il nostro essere più profondo. In quel momento di solito noi ci occupiamo delle cose che toccano il nostro essere più profondo. La salute dei nostri cari, la nostra situazione, magari qualche difficoltà che possiamo incontrare, la preoccupazione per il domani. E qui Gesù ci dice: in quel momento lì intimo che tu hai con il Signore, dedica un po' di quel momento ai tuoi nemici. Nel versetto 45 continua utilizzando essendo figli di Dio, figli inteso nel senso di essere simili a. La legge d'amore viene rinforzata attraverso l'analogia. L'amore di Dio si manifesta non solo per i suoi figli, ma anche per i malvagi che ogni giorno lo provocano e lo disprezzano. Così dunque anche noi non dobbiamo regalare il nostro amore solo a chi se lo merita. Non dobbiamo dare il nostro amore solo a chi sappiamo che contraccambia, ma dobbiamo estenderlo a tutti. Amore agli immeritevoli. La definizione della grazia di Dio per noi, perché Lui per primo ci ha amato quando noi non ce lo meritavamo. L'amore di Dio è un regalo assolutamente, perché nessuno di noi avrebbe mai potuto guadagnarselo attraverso il duro lavoro, attraverso l'osservazione della legge. Poi continuiamo, il versetto 46, un'altra analogia rinforza questo messaggio. I pubblicani erano considerati peggiori fra gli uomini, erano universalmente odiati da tutti. Nella scalinata sociale, se così possiamo definirla, dei giudei, erano messi nello stesso livello delle prostitute, la cosa più bassa, più misera, più infima che tu potevi pensare. Vorrei potervi dare qualche esempio moderno, però ho paura che insulterei qualcuno utilizzando qualche esempio, associandolo a qualche popolazione, a qualche provenienza geografica, perciò ve lo lascio libero alla vostra immaginazione. Però il messaggio di Gesù in questo momento è una chiara provocazione, è un chiaro affronto. Ma seppure le persone più basse, più infime della società amano i propri amici, tu farai lo stesso? Tu che ti reputi tanto migliore? Oppure farai qualcosa di diverso e deciderai di amare anche chi non è degno di amore? Anche un pubblicano arriva ad amare i propri amici, anche una prostituta, anche la persona che più tu odi arriva ad amare i propri amici. E tu farai lo stesso? Ti fermerai semplicemente là? Nel versetto 47 si parla di salutare o fare accoglienza, sempre dipendendo dalla vostra traduzione, e significa abbracciare o salutare qualcuno abbracciandolo.
Per chi è membro di chiesa da tanto tempo sa molto bene cosa intende Gesù in questo momento, perché nella cultura non solo ebraica, ma nella cultura di tutto il Medio Oriente, il saluto è una formalità molto importante. Per salutare una persona prima le dovevi stringere una mano, poi le dovevi dare un bacio sulla guancia e infine ti dovevi inchinare, se così possiamo dire, davanti a quella persona. Era una formalità lunga, era una formalità cerimoniosa, era un momento in cui davvero tu salutavi con la S maiuscola quella persona. Per darvi un'idea di quanto tempo questa cosa portasse via, Gesù, quando ha mandato i suoi discepoli, gli ha detto chiaramente: non salutate nessuno in mezzo alla strada. No, per carità, che partite da qua e non arrivate in fondo alla sala. E credo che i membri di chiesa qua da molto tempo abbiano ben presente questo concetto del oh no, è finito il culto, io devo andare a casa, io devo mangiare, io ho il turno del pomeriggio. Ciao carissima, da quanto tempo non ci vediamo? Mamma mia, è davvero tantissimo. E lì partono 10 minuti. Dopodiché: no, mio Dio, è tardissimo, io devo mangiare, io devo andare al lavoro, partiamo altri 2 passi. Ma quel fratello non lo vedo da tanto tempo. Ehi, ciao, no, ma come stai? Ma i tuoi figli? Ma la casa? Ma come sta andando con la macchina? Ho sentito che hai fatto un incidente. Altri 2 passi, un altro fratello, un altro saluto. Poi quando guardiamo l'orologio, non solo ha saltato il pranzo, ma è pure in ritardo per il turno del pomeriggio, e lì è un disastro. Però non lo facciamo, no? Perché è questo saluto che noi vogliamo dare ai nostri fratelli. E qui Gesù ci dice: saluta quelli che ti odiano, saluta pure i tuoi nemici. Questo è un concetto molto molto importante, viene ripetuto più volte nella Bibbia, un po' il succo di tutto il discorso, che dice che la benevolenza richiesta nel regno del Messia è un qualcosa di più rispetto a quello a cui siamo abituati, è un qualcosa di più rispetto a quello a cui siamo naturalmente tenuti a fare. Chi segue Cristo è tenuto a fare di più degli altri, perché la religione di Cristo da sola è divina e fa gli uomini migliori. Di nuovo sono qui con un microfono, sto predicando da un pulpito, però siamo tutti esseri umani. Non voglio dipingervi tutto quanto rosa, fiori, unicorni, bello, carino. Non è facile, non è assolutamente facile. Qua lo diciamo, metterlo in pratica è tutto un altro discorso. Però nonostante non sia facile, nonostante non sia comune, amare veramente i propri nemici, per poterlo fare è necessario avere un cuore rinnovato, un cuore trasformato. È necessario vivere in un modo diverso rispetto a come siamo abituati, rispetto a quello che il mondo ci insegna da fare. Un cuore rinnovato dalla grazia di Dio. In poche parole, solo il vero cristiano è in grado di adempiere cristianamente queste sante obbligazioni da parte della legge. Solo un vero cristiano è capace di seguire questi precetti che Dio stesso ci dà. Il versetto 48 chiude con un obiettivo riassuntivo di questo pezzo riguardo alle leggi del Sermone sul Monte, in cui Gesù dice: puntate alla perfezione del Padre. Questo è il nostro ultimo, obiettivo, è un po' il riassunto di tutto quello che ci dice Cristo. Puntate alla perfezione del Padre. Poi durante la vita di Gesù ci sono 1000 modi in cui ci insegna come effettivamente arrivare per effettivamente arrivare a questa perfezione del Padre. E il sermone sul monte, che lo potete trovare, se poi volete leggervelo a casa, in Matteo 5, Matteo 6, Matteo 7, è pieno di verità molto profonde. È pieno di versetti, di piccole frasi che ci colpiscono come un treno. E a volte sembra che ci viene chiesto di fare davvero tanto, troppo. E nel corso dei secoli il Sermone sul Monte è stato utilizzato per, giustificare davvero tante cose. E qui ci tengo ad aprire una piccola parentesi, perché nei social può succedere che vediamo spezzoni di prediche, riflessioni,
possiamo vedere piccoli video, non importa il social che utilizzate, insomma, tutti i contenuti cristiani che magari vanno a toccare su questo testo. Però quello di cui oggi vi voglio un attimino mettere in guardia a riguardo è che spesso quelle riflessioni, quelle prediche, quei piccoli stralci di realtà si soffermano un po' troppo su dettagli superficiali, chiamiamoli così. Questo è un testo molto famoso, in particolare questo del occhio per occhio, dente per dente, e io personalmente nella mia breve vita ne ho viste davvero di tutti i colori. No, ma Gesù in verità attraverso la guancia destra e sinistra intendeva che quello era un affronto alla dignità personale, allora la guancia destra lo colpivi col retro della mano, la guancia sinistra lo colpivi col palmo, quindi era un modo per affrontare la persona. No, ma devi capire che in verità fra mantello e tunica c'era una simbologia sul fatto che il mantello costasse di più, la tunica di meno, o il contrario, o che uno recasse danno e l'altro no, oppure sul fatto che no, ma Gesù intendeva in verità che il saluto era un chiaro messaggio politico sul fatto che noi dobbiamo opporci al governo tirannico, eccetera, eccetera, eccetera. Davvero, ne ho sentite di cotte e di crude. E qui io vi voglio mettere in guardia, perché, ok, il messaggio di Cristo ha delle derivazioni di natura politica, anche, però Cristo non è venuto per fare il politico. Non è venuto per fare il presidente, non è venuto per fare una campagna elettorale. Cristo è venuto per portarci la verità sul regno di Dio. Quello è il centro. Perciò, nonostante queste curiosità, così diciamo, possono essere interessanti sul fatto che la differenza fra destra e sinistra, la differenza fra tunica e mantello e quant'altro, i riferimenti a questo e a quello, sì, ma non possiamo perdere il fulcro del discorso, non possiamo perdere la base. Non possiamo perdere quello che Gesù ha voluto sottolineare, risottolineare e sottolineare una terza volta. Piuttosto che litigare, tu rinuncia ai tuoi diritti, nega te stesso, soffri piuttosto che creare una lite, piuttosto che creare un problema fra te e un fratello. Questo è il fulcro. Perciò quando nei social noi troviamo le riflessioni a riguardo alla Bibbia, noi troviamo questi messaggi, questi reel, questi piccoli video e quant'altro, ricordiamoci, ok, ma qual è la base? Tutto il resto è un surplus, tutto il resto è un lucro, ok, è una bella chiacchierata che possiamo fare al bar, ma qual è la base? E la base Cristo ce la dice chiaro e tondo: ama i tuoi nemici, prega per quelli che ti perseguitano. Potentissimo come messaggio. Stefano, primo martire della storia, ha deciso di utilizzare il suo ultimo respiro per poter dire: Padre, non imputare loro questo peccato. Intercedere per i suoi nemici. Questo è un uomo che in quel momento stava venendo preso a sassate. Non è esattamente quel tipo di morte che puoi rifletterci su, che puoi scegliere un po' più o meno quando può avvenire. Eppure in quel momento Stefano col suo ultimo respiro ha deciso di intercedere per quelle persone che lo odiavano a morte, che lo stavano letteralmente uccidendo in quel momento. Perciò non importa quanto si gira intorno, il messaggio ci deve essere. Il messaggio che ci dà oggi Cristo attraverso questi 2 piccoli stralci del Sermone sul Monte è: ama i tuoi nemici, prega per loro, sacrificati per loro. Non lasciare che la rabbia, che le liti, che le contese, che anche i tuoi diritti si mettano in mezzo fra te e un fratello. Per concludere vi voglio lasciare questo brano che, nonostante sia un po' lungo, io credo sottolinea appieno questo concetto che abbiamo potuto leggere stamattina, e lo possiamo trovare nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 6. Leggerò il primo versetto e poi salterò avanti nel versetto 4 in avanti. Perciò, prima Corinzi, capitolo 6, sempre Nuovo Testamento, Paolo scrive la lettera, scrive alla città di Corinto, capitolo 6, dal versetto 1, poi saltando dal versetto 4. Questo contesto
Paolo si ritrova a scrivere questa lettera perché è venuto a sapere che nella chiesa di Corinto c'erano diversi fratelli che stavano facendo causa uno all'altro e volevano capire se per far causa dovevano passare attraverso un giudice, dovevano passare attraverso il pastore della chiesa, dovevano passare attraverso il collegio degli anziani. E qui Paolo scrive: quando qualcuno di voi ha una lite con un altro, ha il coraggio di chiamarlo in giudizio davanti agli ingiusti anziché davanti ai santi? Poi più avanti dal versetto 4. Quando dunque avete da giudicare su cose di questa vita, costituite come giudici persone che nella Chiesa non sono tenute in alcuna considerazione. Dico questo per farvi vergogna. È possibile che non vi sia tra di voi neppure una persona saggia, capace di pronunciare un giudizio fra un fratello e l'altro? Ma il fratello processa il fratello e lo fa dinanzi agli infedeli. Certo, è già in ogni modo un vostro difetto che abbiate fra di voi dei processi. Perché non patite piuttosto qualche torto? Perché non patite piuttosto qualche danno? Invece siete voi che fate torto e danno, e per giunta dei fratelli. Non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Una chiara riprensione che Paolo fa a queste persone. Piuttosto di portare un fratello a giudizio, piuttosto che fargli causa, piuttosto che corrergli dietro per quei soldi, strappargli la tunica, prendere il mantello, perché piuttosto non sopportare? Sopporta, ama i tuoi nemici, prega per loro, aiutali nel momento del bisogno. Questo è il messaggio che Gesù ci vuole dire attraverso le sue parole. Vi è stato detto che dovevate essere giusti tra di voi. E Gesù ci dice: siate amorevoli, date grazia, soffrite a costo di mantenere la pace. Se riconosci nella tua vita che ci sono state delle situazioni in cui hai dovuto ingoiare il rospo, in cui per amore della pace comune ti sei dovuto mordere la lingua per non lasciare uscire fuori quel commento, ti posso dire che hai fatto bene. Naturalmente, se quella cosa ha lasciato una radice d'amarezza di te, è un altro problema, si discute, troviamo una soluzione. Però se quel giorno sei riuscito a morderti la lingua e oggi sinceramente neanche più ti ricordi di quella cosa, questa è la volontà di Dio. E io vorrei concludere questo messaggio, credo sia sceso abbastanza al punto, credo sia stato abbastanza carico di insegnamenti per la nostra vita, con una preghiera. E non so se vi ricordate all'inizio del culto quando avevo detto di ricordarvi, no, di quella rabbia che avevamo, di quella radice di amarezza che avevamo contro un fratello, di quel torto che abbiamo ricevuto o che abbiamo anche fatto a un fratello. Beh, in questo momento io vi chiedo che voi possiate riprenderlo in mano e valutare, perché questa potrebbe essere un'opportunità che il Signore ti sta dando di poter amare un tuo nemico, amare un fratello, amare un genitore, amare un figlio, amare quella persona che ti ha fatto il torto, soffrire piuttosto che generare uno scandalo, piuttosto che generare una lite, piuttosto che in qualche modo mettere dell'amarezza fra te e quel fratello. Perciò in questo momento di preghiera vi chiedo di chiudere gli occhi, abbassare la testa, vi voglio lasciare qualche secondo, qualche minuto per poter effettivamente riflettere, per poi concludere con una preghiera. Potrò concludere con una preghiera e poi passeremo la parola al gruppo di lode. Perciò in questo momento chiudi i tuoi occhi, rifletti su quello che hai appena ricevuto e parla con Dio. Padre, riconosciamo quanto piccoli siamo davanti a te. Riconosciamo che tu sei grande, che tu sei giusto,
che tu sei il Re dei Re. In questo momento, Padre nostro, noi vorremmo chiedere il tuo perdono per quelle volte che abbiamo sbagliato, perdono per quelle volte che non abbiamo seguito la tua legge, i tuoi comandamenti, quello che tu ci insegni. Ti chiediamo, Padre, che tu possa guarire le ferite nel nostro cuore, che tu ci permetta di avere altre possibilità nel quale noi possiamo effettivamente amare i nostri nemici, amare le persone che ci hanno fatto questo torto. E ti chiediamo, Padre, che tu possa donarci la tua infinita pace, la tua saggezza per poter riconoscere questi momenti e poter agire di conseguenza. Padre, noi oggi dichiariamo che vogliamo vivere secondo quello che tu ci chiedi, secondo quello che tu ci ordini anche. E noi ti chiamiamo, Padre. Ti chiamiamo affinché tu possa lavorare nei nostri cuori, affinché tu possa guarirci, innalzarci e affinché, Padre, tu possa insegnarci queste verità profonde che tu ci riveli attraverso la tua parola. Ti chiediamo, Padre, che tu possa benedire questo momento, benedire le nostre vite, benedire le vite delle nostre famiglie, che tu possa, Padre, sempre accompagnarci, sia qua, sia fuori, che tu possa poi benedire il nostro ritorno a casa, le nostre case. E ti chiediamo tutto questo, Padre, non perché ce lo meritiamo, non perché ce lo siamo in qualche modo guadagnati, ma solo attraverso l'infinita grazia che tu ci hai mostrati per primo, attraverso il sacrificio del tuo figliolo amato. In nome di Gesù, amen. In questo momento di decime, di offerte, vi chiedo di alzarvi in piedi e passo la parola al gruppo di lode. Sulle nuvole verrai, i re si inchineranno a te. Ci libererai quando noi ti loderemo. Chi fermerà l'Onnipotente? Tu sei il leone, leone di Giuda, ruggisci in potenza. Combatti per noi, tutti si ginocchieranno. Oh, tu sei l'agnello, l'agnello immolato, hai vinto e spezzato le catene del peccato. Tutti si ginocchieranno qui davanti a noi, tutti si ginocchieranno. Porta, apritevi, i re di gloria fate entrare. Salvezza porterà, a noi darà la libertà. Ti fermeranno lì.
daci potenza, combatti per noi, tutti si inginocchieranno. Oh, tu sei l'agnello immolato, hai vinto e spezzato le catene del peccato. Tutti si inginocchieranno qui davanti a noi, tutti si inginocchieranno. Amen. Ti ringraziamo, Padre, per queste offerte, per queste decime, Padre. Ti ringraziamo per questo messaggio che tu ci hai portato, Padre. Ti ringraziamo nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi. Vi rubo qualche momentino per i nostri annunci. Allora, abbiamo subito questo sabato 8 marzo il nostro evento musicale Aga Music. Abbiamo qua giovani e adolescenti, sì? No? Sì? Aga Music? Ci possiamo lavorare, mancano ancora 6 giorni, ci possiamo lavorare. Allora, sarà una serata dedicata alla musica, alla lode, alla celebrazione del nostro Signore, è aperta a tutti, non solo a giovani e adolescenti, è un'ottima occasione per invitare amici, nemici, parenti, cugini, vicini di casa, tutti quelli che volete. Saremo qua sabato 8 marzo, questo sabato, a partire dalle 6. Ok? Vi chiedo di essere qua, presenti dalle 6, per poter anche parlare un attimino fra di noi, per poter anche dare il giusto benvenuto ai nostri ospiti. Sarà una bellissima serata. Per qualsiasi informazione vi potete rivolgere sinceramente a un po' tutto il gruppo Lode, a tutte le persone che vedete, ma se volete informazioni molto molto specifiche potete rivolgervi ad Edoardo, se puoi alzare la manina per farti vedere. Esatto. Poi la domenica dopo, domenica 16 marzo, vi invito qua alle 10:30 per il nostro anniversario della Chiesa. La Chiesa Battista Agape compie la bellezza di 24 anni, perciò sarà davvero una bellissima occasione per poter festeggiare insieme, per poter mangiare insieme? Punto di domanda? Io la lancio là, poi si vedrà. Ma dai, che cos'è un compleanno senza cibo? È pur sempre un compleanno, però col cibo è meglio, ok? Perciò di nuovo vi invito caldamente per questa bellissima giornata. Poi abbiamo l'invito ricorrente che ripetiamo sempre ogni sabato del Ministero Sociale, ripensando sempre a quelle parole di Gesù, no? Aiutare chi è nel bisogno, nonostante sia un nemico, nonostante sia qualcuno che non è della nostra Chiesa. Abbiamo da parte del Comune di Villorba una ventina, una trentina di famiglie che abbiamo la possibilità di aiutare, perciò se avete la possibilità di donare beni di prima necessità, che siano vestiti, che sia cibo, che sia anche... esiste in italiano l'espressione formula per i bambini, i neonati? Latte, esatto, abbiamo anche necessità di quello. Per qualsiasi dubbio, per qualsiasi chiarimento potete sempre parlare con i dovuti responsabili. E infine per il Ministero dei Bambini della scuola infantile, quanti papà abbiamo qua presenti oggi? Se possono alzare le manine, papà sia di bambini sia di adolescenti sia quant'altro, complimenti, avete le carte in regola per entrare subito, automaticamente. No, sto scherzando, potete parlare con Emanuele, oggi purtroppo non c'è, è malato a casa, però potete parlare con lui perché c'è effettivamente bisogno di monitori soprattutto. Ma non è che l'invito sia esteso solo agli uomini, sia ben chiaro. Perciò concludiamo qua, vi ho chiesto 2 minuti, mi avete dato 2 minuti del vostro tempo, vi ringrazio. A te che ci stai seguendo da casa, grazie per la tua presenza, sia che sia adesso, questa domenica, sia che sia dopo. A te che ci stai seguendo dal Brasile, ottimo, buona domenica. Non so che ore sono lì in questo momento, 5 ore e mezza, sono le 8 del mattino. A te che ti sei svegliato presto dal Brasile per vederci, wow. Salutiamo anche Pastor Caio che ci segue sempre dal Brasile, che ritornerà il 19 marzo, qualcosa del genere, o il 19 o il 17 marzo. Per il compleanno è qua, ottimo, perfetto. Perciò
un motivo in più per venire, lo potete anche risalutare, che ritorna dal Brasile. E per concludere vorrei concludere con una preghiera. Perciò in questo momento vi chiedo di alzarvi in piedi, chiudere i nostri occhi e ringraziare il Signore per questa bellissima mattinata che abbiamo avuto insieme. Ti ringraziamo, Padre, per questa giornata, ti ringraziamo per questa opportunità che abbiamo avuto di stare insieme, di incontrare i nostri fratelli, di poterci riunire come Chiesa, come corpo fisico di Cristo. Ti chiediamo, Padre, che tu adesso possa benedire i nostri ritorni a casa, i nostri pranzi, i nostri pomeriggi, affinché possano tutti essere sotto la tua mano, affinché possano essere tutti sotto la tua protezione. Padre, noi ti chiediamo tutto questo in nome di Gesù. Amen. Buona domenica, che Dio vi benedica.